Barbara Puschiassis, presidente regionale della Federconsumatori, una serata con i soci delle varie banche popolari interessati da queste problematiche, queste criticità e già dalla folla che si è presentata agli ingressi stasera il tema è molto caldo. Il tema è assolutamente caldo, il tema delle banche popolari, ma soprattutto di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza sta scuotendo chiaramente gli animi, perché le persone adesso si trovano attualmente con patrimoni letteralmente congelati, non ne possono disporre. Perché? Perché sono stati diciamo sollecitati negli anni ad acquistare azioni che adesso sono azioni illiquide e però parliamo di risparmi magari di tutta una vita, di famiglie. Tra l'altro in alcuni casi parliamo anche di acquisto di azioni effettuato a fronte della concessione di finanziamenti e quindi abbiamo anche dei casi di persone che adesso si trovano finanziariamente esposte. Avete avuto oltre 500 richieste di aiuto solo in provincia di Udine, come pensate di muovervi ora? Allora, noi stiamo assistendo i consumatori già da aprile, nel momento in cui è stata formalizzata, diciamo, la dimediazione delle azioni. Ci siamo mossi inizialmente attraverso l'informazione ai consumatori, poi attraverso le lettere di diffida che stanno anche adesso per essere inviate. Le prime lettere di diffida sono state inviate a maggio e attraverso le lettere di diffida abbiamo denunciato alla banca quelli che erano gli atteggiamenti, diciamo, scorretti, quindi le responsabilità della banca. Sono state depositate delle denunce da parte dei nostri associati, a breve procederemo anche noi con il deposito dell'esposto e tutto ciò per avere un controllo diretto chiaramente sull'azione penale che poi ci aiuterà a sostenere tutte le varie posizioni dei nostri associati, quindi procederemo poi con le costituzioni di parte civile e nel mentre per i casi più eclatanti e che hanno più urgenza di tutela procederemo con delle azioni chiaramente mirate. Dalla banca sono arrivati segnali di dialogo o almeno insomma, tentativi? Allora, noi chiaramente come Federconsumatori abbiamo tentato un primo approccio per poter concludere dei protocolli di conciliazione come lo facciamo sempre e chiaramente la porta resta ancora aperta per queste banche con noi per poter iniziare una trattativa. Finora però non ci sono stati dei momenti di apertura, quindi siamo costretti ad andare avanti.